You say that I'm messing with your head. All 'cause I was making out with your friend. Love hurts, whether it's right or wrong. I can't stop 'cause I'm having too much fun. You're on your knees, begging please stay with me. But honestly, I just need to be a little crazy. All my life I've been good, but now I'm thinking what the hell. All I want is to mess around, and I don't really care about if you love me, if you hate me, you can take me, baby, baby. All my life I've been good, but now, whoa, what the hell? Amici dell'atletica leggera, ben collegati con lo stadio Picchi di Jesolo. Oggi è una grande giornata perché ci sono le finali nazionali individuali cadetti e campionato per regioni. Al mio fianco il sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dicevamo una grande giornata perché l'atletica leggera festeggia oggi una categoria molto importante, assegna dei titoli molto importanti a livello giovanile proprio qui a Jesolo. Per noi è un debutto, finalmente possiamo utilizzare questo stadio che per troppo tempo non ha visto l'atletica leggera essere qui presente. Lo facciamo con una manifestazione bellissima che coniuga l'anima di Jesolo, quella dei giovani, quella dell'entusiasmo che vediamo in questa tribuna, e quindi credo che sia il modo migliore per iniziare questo rapporto con la FIDA che speriamo possa continuare negli anni. Jesolo che fra l'altro ha una grande anima sportiva. Noi nel corso di questi anni abbiamo investito molto nello sport, nelle varie discipline, pensando che coniugare grandi iniziative sportive potesse diventare un modo per promozionare anche il nostro territorio, oltre che fare economia, come vediamo dalle tante persone che sono qui e che dormiranno negli alberghi jesolani. Quindi un modo intelligente di promuovere il territorio e di promuovere naturalmente anche i valori dello sport, che credo una manifestazione come questa li testimonia nel modo migliore. Sostanzialmente con questo campionato cadetti abbiamo una stagione estiva che si protrae fino a metà ottobre. Quest'anno siamo stati aiutati almeno fino all'altro ieri del tempo, oggi un po' meno, però i grandi eventi sportivi hanno anche questo obiettivo. Lo Stadio Picchi, il Palazzo del Turismo sono due infrastrutture che riteniamo possono essere da volano all'economia turistica della nostra città, che deve tentare di allungare la stagionalità, che non può essere più quella tradizionale del 15 maggio, 15 settembre, ma vuole arrivare a una stagione più lunga e che inizi con Pasqua e che termini al 30 di ottobre. Attraverso eventi come questi siamo convinti di poterlo realizzare. Si è cominciato a gareggiare il venerdì, poi il sabato e la domenica. Noi però allora in questo servizio andiamo a vedere cosa è successo nella conferenza stampa di presentazione e nella cerimonia di apertura che si è tenuta in piazza Aurora proprio qui a Jesolo. È stata la conferenza stampa di mercoledì 5 ottobre a dare il battesimo ufficiale alla manifestazione nazionale giovanile tanto attesa in Veneto, i campionati italiani individuali e per regioni cadetti. Moltissime le autorità presenti nel comune di Jesolo che hanno sottolineato il grande valore dell'evento. È un evento importante dove i nostri giovani praticamente chiudono la stagione e probabilmente aprono, dico io, il portone d'ingresso dell'atletica vera. Insomma, è proprio un entrare in un mondo che può essere diverso. Qualcuno farà una scelta di entrare in questo stanzone enorme, qualcun altro magari si ferma lì. L'importante è che ci sia questo, che noi diamo la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi per la prima volta a livello nazionale. Fra gli organizzatori spiccano i nomi di Walter Colbacchini, anima dell'atletica leggera jesolana, e di Vito Vittorio, presidente del comitato provinciale di Venezia, colui che ha messo in moto più di 200 volontari. Per il movimento veneziano è senz'altro un onore, questa è la più importante manifestazione giovanile di atletica leggera che si tiene in Italia, e poterla organizzare qua in provincia di Venezia, avere l'onore di coordinare nell'organizzazione è un piacere, faticoso ma è un piacere, e soprattutto sono certo servirà a dare da volano al movimento dell'atletica leggera veneta e non soltanto veneziana. Se è stato possibile organizzare i campionati nazionali cadetti, molto merito va al comune di Jesolo, sempre in prima fila nell'ospitare eventi sportivi. Jesolo, per la nostra provincia, ma direi per tutta la regione del Veneto,
è un punto di riferimento importantissimo, perché l'amministrazione crede nello sport, ci dà una mano e credo abbia anche i giusti ritorni. I campionati si sono poi aperti ufficialmente venerdì sera in Piazza Aurora, con i giuramenti ufficiali e la presentazione delle rappresentative da parte di Sergio Cestonaro e Bepi Zuin, voci della 3 giorni iesolana. Fanfara di bersaglieri, spettacolo di danze e chiusura pirotecnica hanno aggiunto valore ad un momento di per sé già solenne. Amici di Zona Atletica, rieccoci dallo stadio Picchi di Jesolo. Tra qualche istante inizieremo a vedere cosa è successo nelle gare. Al mio fianco il presidente della FIDAL nazionale Franco Arese. Buonasera. Buonasera. Allora, ci troviamo qui con questa meravigliosa manifestazione giovanile. Allora, per l'atletica leggera italiana, quanto importanti sono questi eventi? Ma direi che è una delle manifestazioni più importanti del settore nostro giovanile, perché qui sono ragazzi di 14-15 anni che iniziano la loro attività agonistica vera, e qui si incomincia a vedere quelli che possono essere poi i nostri futuri campioni, perché qui, ho detto 14-15, ma sono 15-16 anni e cominciano veramente a vedere i veri talenti, quelli che possono essere successivamente nelle categorie più alte. Ecco. È un momento importante per loro, anche perché si trovano ad un crocevia, continuare in un certo modo l'attività nell'atletica leggera o meno? Ma questo sì, anche perché è importante anche per le regioni, perché questa è una manifestazione regionale e le regioni partecipano con grande entusiasmo. I nostri comitati regionali vengono qui con grande entusiasmo e si sfidano già dal punto di vista agonistico. È una delle manifestazioni più belle. Poi in uno scenario così, a Jesolo, una cittadina veramente ospitale, le istituzioni hanno collaborato molto, il sindaco, l'assessore allo sport, il comitato provinciale qua della federazione, insomma c'è l'atletica di Jesolo, insomma, e tutto insieme siamo riusciti a mettere una manifestazione molto, molto bella. Ecco, parliamo appunto di organizzazione. Che si dice a Roma appunto di questo evento dato al Veneto? Ma noi questa manifestazione la diamo a chi è in grado di organizzarla bene e soprattutto che ha voglia di organizzarla, perché vede, oggi organizzare le gare è impegnativo, costa, trovare oggi finanziamenti, sponsorizzazione non è facile e conta molto l'entusiasmo, e qui abbiamo trovato terra fertile perché chi ha lavorato qui ha lavorato veramente con grande entusiasmo e anche i risultati si vedono, cioè qui sono 1000 ragazzi che vengono qui da ogni parte d'Italia e che si confrontano, e anche loro hanno piacere di trovare un ambiente dove si possono anche esprimere con serenità. Grazie Presidente Arese per essere stato con noi. Andiamo allora a vedere cosa è successo nella prima giornata di gare, ovvero la giornata di venerdì. Ai saluti del presidente Arese si unisce l'augurio dell'atleta dell'aeronautica militare Manuela Levorato, presente a Jesolo in qualità di testimonial. Come ha detto il nostro presidente Arese, è la base, le fondamenta del nostro amato sport. Ai ragazzi mi sento di lasciare il messaggio di godersi questa fase di età dove lo sport è sia competizione ma soprattutto amicizia e valori. La prima giornata della Kinder più Sport Cup si caratterizza per le prestazioni di 2 atleti laziali. Nell'alto Erika Furlani salta 1,68 e sfiora l'1,73 del suo nuovo personale all'aperto, mentre Tiziano Di Blasio domina il martello demolendo il suo personale con 64,97 all'ultimo lancio, quarta prestazione di sempre per la categoria. Sono arrivato qua e sinceramente non mi aspettavo di queste prestazioni che ho fatto e dovrei ringraziare sinceramente al mio allenatore Matteo Tommaso, anche se mi ha seguito per un periodo, Walter Rizzi, che ringrazio anche lui, e comunque sì, non mi diciamo che ero venuto qua con buone intenzioni per vincere, però sinceramente non mi aspettavo proprio queste prestazioni che ho fatto, sì. Doppietta veneta nel disco con il titolo che va alla veronese di origini congolesi Wendy Baonga, miglioratasi a 33,77, e la piazza d'onore all'atleta del CUS Padova Giulia Camporese. Sono felice perché comunque mi sono impegnata durante tutto l'anno e speravo comunque di fare un bel risultato, dai.
Io ci ho provato, la misura è abbastanza venuta, però non, diciamo, mi accontento del secondo posto, anche se ci ho provato comunque, dai. Sorpresa nella marcia maschile, vince un pugliese, ma non viene dalla Don Milani di Tommaso Gentile, bensì dal loco rotondo e si chiama Gregorio Angelini. Nel lungo, sempre condizionato dal vento, il più bravo è il lombardo con ascendenti siracusani Alessandro Liveli. L'obiettivo era arrivare sul podio, però ho avuto questa fortuna di riuscire a vincere, sono molto felice. Io penso di continuare perché questo sport mi piace che ci sia molta gente sugli spalti che tifa i propri, diciamo, amici, compagni e sì, continuerò a marciare. Sono venuto qui per vincere, però puntavo a fare 7 metri anche se non ci sono riuscito, però va bene così, comunque ho vinto il titolo italiano, sono contento. Eccoci nuovamente qui allo stadio Picchi con il presidente del comitato regionale della FIDAL, Paolo Valente. Buonasera. Buonasera. Allora, questo evento ospitato in Veneto, evento giovanile molto importante, insomma, nel panorama dell'atletica leggera, cosa rappresenta per il movimento veneto? Assolutamente è un momento di promozione dell'attività, dell'atletica leggera, non solo giovanile, ma di tutta l'atletica leggera. E rappresenta anche per i ragazzi e le ragazze di questa categoria, i cadetti, un momento importante di passaggio tra un'attività di atletica che è ancora giocata, ancora ludica, anche se in maniera importante i ragazzi che sono arrivati a questa manifestazione sicuramente si sono preparati in maniera approfondita ed adeguata, un momento di passaggio tra questo tipo di attività comunque ludica, ludico-agonistica, a un momento di attività più impegnativa che cominceranno ad affrontare col passaggio di categoria allievi l'anno prossimo. Poi vedremo cosa sarà successo, cosa è successo nelle giornate di sabato e domenica. Dobbiamo dire che il Veneto, per quanto riguarda la categoria cadetti, ha una grossa tradizione. Sì, sostanzialmente siamo sempre in questa manifestazione di fine stagione tra le regioni di punta, siamo sempre saliti sul podio come risultato di squadra e come risultati individuali abbiamo sempre conquistato molti primi posti, molti primi piazzamenti, quindi una tradizione che vede il Veneto primeggiare a livello nazionale. Bene, ringraziamo allora il presidente del comitato regionale della FIDAL, Paolo Valente. Andiamo a vedere, grazie per essere stato con noi, andiamo a vedere cosa è successo allora qui allo stadio Picchi di Jesolo nella giornata di sabato. Nella giornata di sabato il Veneto rispetta le attese salendo sul podio in quasi tutte le discipline, conquistando uno splendido primo posto con la veronese Anna Schena dell'insieme New Foods nei 300 metri. È stata dura, non me l'aspettavo, mi aspettavo sì, insomma, di arrivare bene, però non così bene, perché anche gli altri comunque erano parecchio forti. E è stata una bella gara, una gara lottata, insomma. Proverò sempre a migliorare e se continua così lo sport è proprio bello, insomma, è sì provare a vincere, però comunque provare sempre a migliorarsi più che a vincere, proprio puntare alla vittoria, puntare al miglioramento del tempo e del modo di correre, della tecnica. Sia pur con meno piazzamenti rispetto a Veneto e Lombardia, aspetta però al Lazio il primato in fatto di ori. La giornata di sabato regala altri 2 titoli in campo femminile, nel salto in lungo e nel getto del peso. Ero molto emozionata la mattina e non credevo di arrivare prima perché pensavo che Francesca Bianco mi confermasse il suo caso di campione italiano, di campionessa italiana. Primo lancio e non pensavo di fare 13-17, che non ero molto in forma. Poi all'ultimo lancio mi sono stupita ancora di più che sono riuscita a fare il personale di 20 cm e sono contentissima di aver vinto il titolo poi. E tra i maschi conquistano il titolo i laziali Bizzoni nei 100 ad ostacoli e Gargano negli 80 piani, in una gara condizionata dal vento che ha penalizzato il più leggero Francesco Tarussio, brasiliano di Vicenza. Venivo qui con il quarto tempo e poi nelle batterie già avevo comunque migliorato, comunque riavvicinato al mio personale e sapevo che in finale poteva arrivare a un risultato simile.
non certo il titolo, però aspiravo a una medaglia, poi è arrivata quella d'oro, è meglio. Non contano i tempi con una prima, bisogna farlo qui il tempo. Si può vincere con 9,80, 9,20, bisogna farlo qui il tempo. Sinceramente il mio obiettivo era di entrare in finale e poi va come va, insomma, per cui sono veramente soddisfatto. Proprio non pensavo di vincere perché Guglielmo è veramente forte e quando ho visto verso il settimo ostacolo che stava avanti ho cominciato quasi non ci credevo, poi alla fine l'ho visto che quasi mi aveva raggiunto, stavamo comunque la photo finish si è risolta e non c'è stava, ancora non ci credo. E vengono da 2 debuttanti di categoria 2 tra le migliori prestazioni della giornata. La lombarda Nicole Reina, arrivata a Novate Milanese per adozione dall'Ucraina, fa dei 2000 metri un'esibizione solitaria in 6, 14 e 99, mentre la tarantina di Grottaglie Noemi Stella marcia per circa metà gara ai suoi migliori ritmi e poi chiude i 3000 metri di marcia in 14, 00 e 49, a circa 9 secondi dal primato di categoria. Sono felice di essere qua. Avevo il pubblico che mi diceva vai Nicole, brava, continua così, che ce la puoi fare di fare il nuovo record ed ero felice che mi dicevano queste belle cose e basta. Poi ho cercato di farmi un nuovo record però non ce l'ho fatta e la prossima volta. Le ambizioni erano quelle di vincere. Qui a Jesolo quando sono arrivata è stata veramente un'emozione grande, è stata abbastanza dura, anche se fino all'anno scorso non credevo di arrivare a questi livelli. Sempre al primo anno di categoria la vincitrice del lancio del martello Lucia Prinetti Anzalapaya, che con la misura di 51,93 entra nella top 10 di sempre. Io sono molto soddisfatta del mio personale che ho fatto oggi, 51,93, però giustamente pretendo molto di più. Cerco di arrivare il più in alto possibile. Penso che partecipare ai mondiali. E sempre dal Piemonte arrivano Gabriele Spatafora, vincitore un po' a sorpresa del salto con l'asta con 3,90, ed Esi Osacque, giunta all'arrivo davvero entusiasta per aver saputo ribaltare la brutta prestazione delle batterie. Perché le qualificazioni sono andate male e quindi dovevo mostrare di che pasta ero fatta e quindi ho cercato di dare il massimo e si è visto. Sono felice molto. È per la mia squadra, dai. Alla fine è proprio stato liberatorio perché non ce la facevo più, sono stati 2 giorni abbastanza intensi, il mio allenatore mi ha proprio fatto lavorare tanto per questo momento, quindi sono soddisfatta. Non ho fatto il tempone che volevo, però sono felice. 3,90 e sinceramente non ci credo perché sono arrivato qui che non ero il favorito, ero terzo, pari merito con gli altri, quindi non ci credo sinceramente. La miglior gara della stagione, visto che i primi 5 arrivano tutti al personale, è il lancio del disco, dove trionfa il bergamasco Giulio Anesa, che si allena su una pedana di fortuna nel campetto del suo paese. Sono venuto qua per vincere, ma è stata molto combattuta la gara perché fino all'ultimo lancio c'era la Toscana che stava dietro. E dopo ho lavorato tanto per cercare il piazzamento sul podio e sono riuscito. Altra bella prestazione quella offerta dalla triplista Benedetta Cuneo, leader stagionale che raggiunge qui a Jesolo il limite dei 12 metri esatti. Ero abbastanza carica e emozionata, però me la sentivo nelle gambe questi 12 metri e alla fine all'ultimo salto sono stata un po' ansiosa, però l'ultimo salto ce l'ho fatta, quindi sono felicissima. C'erano comunque avversari molto valide, sarà tutti comunque al triplo 20 cm non so niente, quindi sarà tutte lì, avevo abbastanza paura, sarà in 3, sarà in parecchie sopra i 12 metri e sopra gli 11 metri, quindi bene. È stata un'esperienza magnifica, ho conosciuto un sacco di ragazzi, sarà tutti insieme al villaggio, ci siamo veramente divertiti troppo. Ieri sera sono andata a letto presto per essere carica comunque stamani, però veramente divertiti tantissimo, bellissimo, mai fatto un'esperienza così. E chiudiamo la seconda giornata di gare con i 300 ad ostacoli. Nuovi personali per i primi 4, ma è il palermitano Giuseppe Biondo con 38,83 a conquistare il titolo di campione d'Italia. Jesolo è una città fantastica, soprattutto il villaggio. Oggi la giornata era buona,
e mi ha permesso di fare questo grande tempo. Sono veramente contento di essere venuto qua. Devo tutto al mio allenatore, ai ragazzi siciliani che mi sono stati vicini e ai miei genitori soprattutto. Saluto tutti, sono veramente contentissimo. 38,84, nuovo primato personale, veramente bellissimo. Penso sia, non lo so, uno dei primi in Italia di sempre, non so di preciso, però veramente, ripeto, l'emozione e la gioia sono enormi. Eccoci qui allo stadio Picchi di Jesolo con il sindaco di Jesolo Francesco Calzavara. La manifestazione è terminata, vedremo nel prossimo servizio cos'è successo nella giornata di domenica. Adesso a manifestazione conclusa, qual è il bilancio? È un bilancio estremamente positivo per Jesolo, per la nostra struttura dello stadio Picchi, che credo si sia dimostrata all'altezza di ospitare un grande evento come questo. Naturalmente è anche il momento dei ringraziamenti, il primo va alla FIDAL che ha creduto in Jesolo e nella sua struttura. La speranza è che questo evento possa rimanere qualche anno qui da noi e quindi sfruttare l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno per migliorare quelle inevitabili carenze che ci sono ai debutti di ogni manifestazione, convinti che una manifestazione come questa, ripeto, possa diventare un punto importante della programmazione turistica e sportiva della nostra città. È una sorta di arrivederci a questo tipo di eventi, invece a questi ragazzi e queste ragazze con il loro grande entusiasmo la città di Jesolo cosa dice? Che spero abbiano passato 3 belle giornate nella nostra località, che abbiano compreso come questa è una delle città più dinamiche attualmente in Italia, con una grande trasformazione in corso, e che abbiano potuto apprezzare la bellezza del nostro territorio, che è fatto sì di mare ma anche di laguna, di spazi incredibili dal punto di vista ambientali, e che si portino a casa un buon ricordo di Jesolo, della provincia di Venezia e del Veneto, e speriamo di riaverli qui oltre che come atleti anche come turisti nella prossima estate. Grazie al sindaco di Jesolo Francesco Calzavara. Grazie e a presto. Un arrivederci anche a tutti voi con grandi eventi di atletica leggera nazionale qui in terra veneta. Arrivederci. La giornata conclusiva di domenica consegna ancora alla Lombardia la Kinder Più Sport Cup. Alla fine delle 3 entusiasmanti giornate dei campionati italiani cadetti 2011 di Jesolo, la rappresentativa lombarda ha monopolizzato tutte le classifiche, superando nella combinata gli storici avversari del Veneto, che ottengono un numero considerevole di podi. È un bilancio positivo. Ragazzi positivi che si sono impegnati anche in quest'ultima gara dell'anno e tutti quanti hanno cercato di ottenere il meglio da se stessi, e mi piace dire che 20 medaglie conquistate su 102 medaglie possibili sono il 20% di conquiste per la nostra squadra. 41 finalisti è un'altra cosa incredibile, molti ragazzi che hanno migliorato il loro primato personale e soprattutto ragazzi che si sono comportati in maniera stupenda sia qui in campo sia nell'extra, e questo vuol dire che abbiamo ragazzi bravi dal punto di vista sportivo e le loro società, i loro tecnici li hanno impostati molto bene anche dal punto di vista educativo, e questo è molto importante in questa fascia d'età dei ragazzi under 15. Non dobbiamo dimenticare che appunto sono dei ragazzi, sono dei giovani, e quindi l'aspetto educativo è fondamentale anche al di là dei risultati, che comunque sono stati meravigliosi. Al Veneto il titolo del gruppo di specialità lanci, mentre alla Lombardia marcia mezzo fondo e prove multiple. E proprio in questa disciplina arrivano i 2 primati italiani. La prima a fare l'impresa è Giulia Sportoletti, che mette insieme 4.522 punti, superando il precedente 4.423 segnato da Ottavia Cestonaro lo scorso anno. Nel pentathlon cadetti è invece Simone Fassina a far meglio del punteggio ottenuto 2 settimane fa ai regionali. E per sole 9 lunghezze il ragazzo di Vimercate manca lo storico muro dei 4.000 punti, chiudendo a 3.991. Molto faticoso e comunque sono molto contenta perché ho fatto quasi tutte le gare, sono andata vicino ai miei personali, quindi ero anche in forma, sono contentissima. Allora, l'anno prossimo sono allieva e farò l'heptathlon molto probabilmente, poi non lo so, si vedrà, se vado bene anche nell'heptathlon andrò avanti. Il record italiano l'avevo già fatto 2 settimane fa e mi sono migliorato, e soprattutto sono contento per il primo posto. E l'anno prossimo da allievo penso che farò octathlon, sempre prove multiple, e poi vedo come va, penso di continuare con le prove multiple.
A manifestazione conclusa non resta che porgere i ringraziamenti a chi di dovere per la perfetta riuscita dell'evento. Vanno in primis al Comune di Jesolo, alla sua amministrazione, con in testa il sindaco e la giunta, per aver accolto questa manifestazione, e credo che anche loro siano felici di averlo fatto. In secondo luogo alla società locale, perché la società locale si è resa disponibile a condurre questo evento in questi 3 giorni. Però abbiamo il nostro Comitato Provinciale di Venezia, con in testa il suo presidente Vito Vittorio, che è veramente il massimo da questo punto di vista organizzativo. Ecco, per ultimo tutto il gruppo Giudici Gare del Veneto, che ha dimostrato la sua grande professionalità. Chi guarda questo evento si accorge come non esistono sul piano, diciamo, della visione, ma sono importantissime nella loro funzionalità. Da ultimo la Federazione Italiana Atletica Leggera, che ha scelto Jesolo e questo magnifico impianto per questa manifestazione. E ai ragazzi cosa resterà? Sicuramente i titoli conquistati, ma fattori più importanti le emozioni e le sensazioni di quello che per loro è il massimo evento vissuto da protagonisti, per ora in carriera, e che vista la loro giovane età rimarrà nei ricordi indelebile per sempre. Siamo stati accolti molto bene, il cibo era buono, sì, molto, come si può dire, era molto festivo, era l'albergo, la sera si sta bene, sì, molto. Mi è piaciuto anche questo viaggio. Io sono stata molto contenta, ci hanno accolti in un villaggio, no, mi è molto piaciuta questa permanenza. Ci siamo divertiti tanto, in hotel si sta bene, poi è ancora più divertente perché siamo tutte le regioni insieme. Sì, poi anche gli altri atleti razziali sono veramente simpatici, mi ci trovo molto bene con loro. Dormiamo in un villaggio dove ci sono tutte le società di tutta Italia. Veramente è proprio bello. È sicuramente una bella esperienza perché si sente il tifo più vicino, cioè ci si sente proprio partecipi. Si sente un po' più responsabili anche. Siamo in un campeggio sul mare e ci sono anche altre regioni, tutte lì. E sì, ci conosciamo praticamente tutti e sì, siamo amici, tutti insieme. Beh, Jesolo è una città fantastica, sono veramente contento di essere venuto qua. Stiamo bene, siamo in un bellissimo villaggio vicino al mare, sulla spiaggia, è proprio bello. E la gente brava, cibo buono, quindi meglio di così. Sono stati 3 giorni fantastici, divertenti, che ci siamo divertiti molto con la squadra e abbiamo fatto nuove conoscenze con le altre regioni. Mi è piaciuta molto questa atmosfera delle gare, e poi soprattutto fare il tifo ai compagni è molto emozionante. Bellissima, poi io ho fatto amicizia con molte persone della Lombardia, mi sono trovata benissimo e sì, ho vissuto molto bene questi 3 giorni. Sono stati bellissimi e anche se ci sono state un po' di delusioni, però è stato tanto bello. È stato tanto bello, sì. Perché eravamo tutti in compagnia, tutti uniti, tutti amici, è stato bellissimo. Molto bello, mi è piaciuto parecchio. È il primo anno che faccio atletica io e non avevo mai fatto un'esperienza di questo tipo e mi è piaciuta parecchio.